Vedere degli aerei che passano così è una roba fenomenale. L'appartenenza comunque all'aeronautica militare per me ha sempre rappresentato un'unione, insomma, patriottismo e quindi tutto quello che c'è di bello dell'Italia, insomma, rappresentato da delle persone altamente professionali. A te cosa piace? Tutto, dagli Eurofighter, AMX, antiaerei storici tipo il G91, l'F104, la macchina di Gilles Villeneuve. E anche le manovre che sono in grado di fare sfidando la fisica. Sono arrivati da ogni parte del Veneto, dai più piccoli, decine le scolaresche ai più grandi. Cioè facciamo un istituto aeronautico, però comunque siamo tutti appassionati. Famiglie ma anche tanti profondi conoscitori e appassionati dell'aeronautica militare. Qua ho fatto il militare e dopo 40 anni sono tornato qua a vedere i ricordi di una volta. Magari poi scatta una passione, qualcosa. Per quanto riguarda quello che fanno i militari, insomma sì, lo sanno, noi siamo una famiglia, è tutto cominciato da mio nonno, quindi... Sono i poliziotti del nostri cieli. Infatti, bello. In poche parole loro combattono per proteggere il nostro paese. Hai visto il nuovo Eurofighter? Molto bello, sì. Molto impressionante, ecco. Nei vari hangar aperti, mostra i motori, dagli storici a quelli di ultima generazione, modellini di velivoli, simulatori di volo. All'Open Day della base erano presenti 10 club delle frecce tricolori. Lo stand con la mostra fotografica, l'esposizione dei diversi equipaggiamenti e modelli. Abbiamo voluto dare il contributo a questa stupenda giornata estrana, esponendo alcune cose che riguardano le frecce tricolori, come le combinazioni di volo. Questa è la combinazione di volo del comandante Gaetano Farina. Una giornata anche di solidarietà, in vendita nello stand dell'AIRC le uova di Pasqua per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro. Sono tutti molto generosi e partecipano con grande passione a questi eventi, per cui anche per noi è una grande soddisfazione. Grazie al 51esimo Stormo che ci ha ospitato in questa occasione.